Prima e allora facciamoglielo però giustamente un applauso come si deve ai Nero Sud. Ehi! Oh. Buonasera Torino, buonasera a tutti. Allora stasera diciamo mai tempo fu più appropriato, anche temperatura, per godere della musica dei Nero Sud. Dico bene, è stata una cosa quasi come l'abbiamo studiata da tanto, per arrivare nel giorno più caldo e godere proprio di questa sensazione. Esatto, perché diciamo con la nostra musica siamo un collettivo di musicisti, cerchiamo di portare un po' le sonorità del sud del mondo, quindi della Calabria, che è la mia terra, poi c'è l'Africa, poi c'è i Caraibi, ci sono la Latino America, quindi tante sonorità insieme e mix in un suono unico dei Nero Sud che cerchiamo sempre di portare per far ballare e divertire soprattutto le persone. E allora non perdiamo tempo, sono tutti brani originali, con che cosa partiamo? Partiamo con Africa Mia, che è la canzone che voglio dedicare a Rec, Jeff, a tutti i senegalesi e gli africani che ci ascolteranno in diretta o anche domani. Africa Mia.
il cielo, danziamo tutti al ritmo di Giambè, le colori muovono la terra, sto ballando con te Africa, sto ballando con te Africa, sto ballando con te Africa. Africa Mia, Nero Sud, questo diciamo è il biglietto da visita per questo viaggio, come dire, nei ritmi del mondo a questo punto nel sud. Vedo che insomma abbiamo cominciato dall'Africa, che è un po' la madre di tutti i ritmi, credo. Adesso non so dove ci porterete, se torniamo in Calabria. No, adesso andiamo in Giamaica, un'altra così. delle musiche che io fin dagli anni 90, grazie a Bunna, che lo saluto tra l'altro perché l'ho incontrato al CSA l'altra sera. Bunna è il cantante degli Africa Unite, per chi diciamo è più giovanotto rispetto a noi. Sì. Grazie a lui che ho scoperto diciamo il reggae nostrano, quindi il modo di cantare che poi diciamo ha origine in Bob Marley, il re del reggae, è indiscutibile. E quindi diciamo con questi esempi anche musicali, Babylon Town nasce proprio per diciamo denunciare il caos della città, e quindi è un ritmo reggae da ballare ma anche da ascoltare per riflettere. Quindi siamo passati dall'Africa alla Jamaica, ma passando dagli Africa Unite, quindi esatto. c'è tutto il suo perché. Saluto sempre Bunna, diciamo, perché... salutiamo fortemente Bunna e tutti quanti gli Africa Unite. Va bene, e allora facciamo come dici tu, prendiamo e mettiamoci a ballare con il Nero Sud. Babylon Sound. Babylon Town. Traffic lights are spoken with the flashing all around. All beaches are dancing on the corner
the villas di Babylon. Grazie, adesso questa era Babylon Babylon Town, scusa, per qua io sto invecchiando. Ci scusiamo per l'inconveniente che non abbiamo il batterista, infatti Ma ci guarda manca che- un'ossatura, ma non si perché sente partirà, comunque, non si abbiamo sente. un Anzi, batterista vagante che andrà nelle non si navi da sente per crociera. Lo niente. saluto Giorgio, ciao Giorgio. Ringrazio Ti Mauro ringrazio per vivamente aver quando ti dato pigli ti forza. passano un culo così. adesso non lo fermi più, quando parte la col pilota automatico. Ok, va bene. No, però volevo dirti io, sì, a sto punto, già che hai presentato il batterista che non c'è, presentiamo quelli che ci sono, però, perché Ok, mi sembra una esattamente. cosa, Bravo. Allora, Scusa Mao, ma io ma no, mi ma quello è faccio il mio prendere, mestiere, lo so, mi faccio figurati. prendere dal microfono. sono qui per aiutarti, Mi prende, per però. servire. Allora, diciamo subito con chi sono i prodi cavalieri che ti accompagnano. Il mio cavaliere è qua a destra, il bassista Leo Mortati. Un applauso, ragazzi, per Leo. Poi abbiamo subito dietro Leo un grande percussionista dal Marocco che si chiama Khalid Guidani. Un applauso anche a lui. Bravo! Dietro di me, non perché è pugliese, quindi la Calabria e la Puglia, no, stanno uno davanti e uno dietro. C'è il maestro Franco Montanaro alla tammorra, un applauso grande, grazie. Poi abbiamo Giulio Alfonsetti al sassofono, un applauso anche a Giulio. Vabbè. Poi ci sono io che ogni tanto suono e canto con la chitarra. Mi diletto, José Fassari, fategli un applauso. facciamogli un Grazie. applauso. Grazie. Anche se però, voglio dire, hai due percussionisti così, c'hai due robe praticamente che suonano meglio di una batteria, che la batteria si è già sentita, invece questo tipo di cose Bravo, è più bravo. Sì, particolare. in particolare si sentono, hai ragione. È vero, ragione, io non- infatti- spezziamo la lancia per chi si fa. È per dire, per fare sempre qualcosa di diverso, perché per far sentire più anche altri suoni, altre sonorità, perché questa è la nostra particolare timbrica, anche se abbiamo la batteria, ma abbiamo sempre percussioni e diciamo sonagli, ciambè, darbuche che Lasciami riprendono. esagerare, questa è la vostra mission. Esatto, Una questa è cosa la così. nostra missione. Questa è la vostra sì. mission. Portare la musica che è la radice sia della nostra terra ma anche della nostra anima, ed è importante che venga tramandata nelle generazioni avanti, e quindi questo è Nero Sud. Noi non rappresentiamo più giovanissimi, giustamente, Diciamo, però i non giovani, diciamo, comunque, sai, noi siamo quelli di mezzo, vabbè. gli ex Allora, giovani, senti, diciamo. Però andando avanti in questo viaggio, sei portato in Africa, in Giamaica, io adesso mi aspetto qualcosa. ti aspetti giustamente che ti porto in Calabria, nella mia alla terra, fine, con qualcosa questa con canzone che ho peperoncino. scritto con amore. Ah. Con amore, la prima canzone, la prima taranta che ho scritto proprio di mio pugno è una poesia, si chiama Paesi, ed è una tarantella calabrese che parla dell'immigrazione. Ognuno ha il paese nel cuore, nel proprio cuore è un paese di origine. Io la Calabria, il mio paese è Bagnara Calabra, che saluto Bagnara Calabra. Un Ci applauso. staranno ascoltando sicuramente in streaming qualcuno da Guarda, un Bagnara, torrone adesso non so se fantastico, giovani ragazzi, siamo- vi ci invito sono. ad andare a bagnare, è bellissimo il mare, il mangiare, veramente. E comunque paesi, va bene? Siamo pronti a scendere in Calabria magari, essere adesso lì, signori e Ed signori. in questo Nero ringrazio Sud. il batterista che non è venuto perché altrimenti non si sentiva niente, quindi adesso Esatto. finalmente sarò protagonista. Finalmente, dai. Vabbè, E poi tutti, no? Due giri. due giri si va, Nero Sud, Paesi. Hey!
Calabria mia, Calabria bella, l'usuli culumari da carezza. A ballare, figlio! La terra Giangilino, Ciduluri, la terra Giangilino, Ciduluri, di via non dico ma scordare. Navimuli montagni e lumari, gli avivuli montagni e lumari, ma da sta terra non navi maggiore. Oi Calabria mia, Calabria bella, oi Calabria mia, Calabria bella, facciamo un di l'amore in Cialarrena. Ha ballato, figlio! Píllalo, 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 píllalo ya. 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 Píllalo, 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 píllalo. Ay, píllalo, 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 píllalo ya. Píllalo, 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 píllalo ya. Nero Sud. Paesi mio era questo, no? Ricordo. Paesi. Paesi, scusa, sono mezzo pugliese come tu, quindi sai, ogni tanto Sempre, mi sempre si dice uguale, paesi in Calabria, paesi anche ovunque. sono troppi anni che non vado giù, hai ragione, hai ragione. Mi Devi manca, andare. è un male, però vedi anche la musica ogni tanto serve, come dire, almeno come fosse qualche sapore, qualche buon profumo, farti arrivare lì almeno con la mente, con le sensazioni. Allora abbiamo fatto un po' già il giro del mondo, siamo tornati qua, diciamo almeno in Italia per il momento, ma credo che sia soltanto, come dire, Momentaneamente. Allora, momentaneamente. Adesso torniamo. Allora, questo, cioè, il nostro gruppo ha tante influenze musicali, soprattutto quando scrive i pezzi, cioè, si sente che ho influenze di vari artisti, no? Questo è un pezzo che ho scritto da poco, si chiama Escapar de Babylon, parla in spagnolo, perché mi piace usare anche le lingue diverse, no? Certo. Parlare cantare in altre lingue. Questa è nuova, diciamo, la facciamo appunto sentire a tutti. Abbiamo anche pubblicato su Facebook un live, diciamo, di questa canzone, però questa sera la facciamo in versione percussiva, quindi Escapar de Babylon. Escapar de Babylon e andiamo in Spagna con i Nero Sud. Che è Latino America, sì.
libertad. Dígame hermano, usted se encuentra en la calle para la libertad. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé, mamá. Usted se encuentra el camino para escapar de Babi. Usted se encuentra el camino para escapar de Babi. Usted se encuentra el camino para escapar de Babilón. Usted se encuentra el camino para escapar de Babi. Dígame hermana, usted se encuentra en la calle para la libertad. Dígame hermana, usted se encuentra en la calle para la libertad. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé, mamá. Yo lo sé, mamá. Usted se encuentra el camino para escapar de Babilón. Usted se encuentra el camino para escapar de Babilón. Usted se encuentra el camino para escapar de Babilón. Se encuentra el camino para escapar de Babilón. ¡Reggae! Oh mamacita, mama. Escapar de Babylon, Nero Sud, grazie. Nero suda perché Sud per forza, stasera avete fatto anche il giro del mondo in qualche modo, avete fatto il giro del mondo in 4 canzoni, diciamo. Siamo arrivati alla fine di questo vostro intervento. Con cosa ci volete salutare? Se ci avete una cosa, un pezzo pop? abbiamo ancora un pezzo, se lo possiamo fare. Sì, ce la facciamo, un pezzo pop, ce la sempre facciamo. questo è un pezzo reggae. Un reggae, quindi Sì, torniamo però in Giamaica. è molto bello perché è dedicato Leone. È dedicato? Questo pezzo diciamo che è dedicato ai Rasta, ma non solo, cioè è un po' la mentalità, cioè questo pezzo è un po' un inno Rasta. Io ho sempre avuto diciamo molta familiarità con il reggae, con questo tipo di musica. Quindi ho scritto questo pezzo reggae che si chiama Leone di Giuda. Vorrei suonarlo per la prima volta qui da voi, lo suoniamo in giro, è un pezzo inedito, sono tutti pezzi inediti, stiamo cercando di registrare perché sono 4 anni che facciamo diciamo il giro di piano 4 piano, intanto comunque diciamo su corto sulla pagina sono pubblicati, diciamo live, poi ci sarà la versione studio a breve. Va bene. Allora un inno reggae, signore e Lion of signori. Giuda e poi vi salutiamo a tutti. Sì, Ciao. Nero buonanotte. Sud. Quindi Leone di Giuda,
sorgere il sole ed i nostri sospiri di libertà, il battito del cuore, l'amore che muove tutto il mondo e mai si fermerà, e non soffriremo mai più, no. Non dovrai versare più lacrime, no mai, no mai, e non ci sarà più schiavitù, perché lui verrà per la nostra libertà, leone di Giuda. Lion Giuda. Salvati fratello, salva il cuore tua sorella, lascia che amore, 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 amore sia con te. Spezziamo le catene, non vogliamo indifferenza, ma solo pace, amore per l'umanità. E non soffriremo mai più, no. Non dovrai versare più lacrime, no mai, no mai, e non ci sarà più schiavitù, perché lui verrà per la nostra libertà, leone di Giuda. E non soffriremo mai più, no. Non dovrai versare più lacrime, no mai, e non ci sarà più schiavitù, perché lui verrà per la nostra libertà, leone di Giuda. Lion Giuda. Nero Sud, grazie mille. Occhio Giuseppe, Grazie, Crocifisso, grazie. grazie ancora e un grosso in bocca al lupo per tutte le cose che dovete combinare. Grazie per non mettere le mani così, sono fischi. Ti dice, grazie ancora. Noi adesso facciamo un breve cambio palco, la musica qui non è ancora Grazie e finita. buona serata a tutti. Grazie. Grazie ancora ai Nero Sud e tra poco avremo